Ma dopo i giudizi e gli aggettivi li lascio a ognuno. Io credo nell'impresa e nel lavoro, io non credo nello statalismo e nell'assistenzialismo. La mia esperienza dice che lavorando, pensando appunto agli operai, agli impiegati, agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, agli agricoltori, ai pescatori, se pensiamo a questi possiamo cominciare a lavorare su quello che è appunto la proposta del futuro del lavoro per i giovani, no? Per i ragazzi, quali sarà il futuro. È evidente che noi abbiamo assistito a un periodo del vaffanculo, perché era un partito che ha preso il 32% dei voti, che ha pensato di dare la paghetta sociale a tutti ed è sbagliato, perché abbiamo sempre difeso anche con Marco Biagi l'idea che ci fosse una gamba di assistenza e assolutamente doverosa alle persone che non trovano lavoro per impossibilità di trovarlo, perché non gli viene offerto, per quelli che perdono a una certa età il posto di lavoro. E Cesare Damiano è un grande conoscitore di questo, lo saluto e devo dire che lo stimo molto, spero di non fargli perdere il consenso, ma è un dato di fatto, è un grande esperto. Io penso che con persone come lui si potrà e si dovrà ragionare per costruire, magari da differenti punti di vista, ci mancherebbe altro, però realmente le cose da fare. Io penso che si è interrotto un dialogo, un periodo diciamo florido di percorso, adesso si dovrà riprendere, dobbiamo ripartire dalle fabbriche, dobbiamo ripartire, guardate, si parla di cambiamenti climatici come se fosse una cosa così per forza che ci arriva dal Signore. Cioè, nella realtà questi cambiamenti ci sono sempre stati nella storia e noi, l'uomo, deve adattarsi, dovrà trovare, e lo stiamo facendo a parole, però nei fatti dobbiamo agire proprio nel concreto, nella fisicità delle cose, e questo consentirà di avere molti nuovi posti di lavoro nelle energie rinnovabili, se vengono dati i permessi per farle, le estrazioni, no? Abbiamo chiuso i rubinetti e poi ci lamentiamo, qualcuno dice lo sapevamo già che sarebbero aumentate le bollette, lo stesso che ha chiuso i rubinetti del gas, è incredibile, certo che lo sapevi, sei tu cioè proprio il responsabile di questo. Allora, fermiamoci qui per un attimo, Brugnaro, fermiamoci un attimo e ripartiamo proprio da qui. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, ripartiamo proprio dal discorso che stava facendo, a tra poco. Io amo raccontare ai miei figli che i soldi guadagnati sono molto molto più fruttuosi e molto più belli dei soldi regalati. I soldi guadagnati, io facevo il cameriere, sono figlio di un operaio, io ho sempre lavorato anche l'estate quando avevo finito la scuola. Ma oggi se mi dessero il reddito di cittadinanza probabilmente non lavorerei neanch'io e magari anch'io cercherei lavoro nero. Questa è una misura davvero sbagliata, e sbagliata l'abbiamo senza voler fare ideologie di nessun tipo. Spero che siamo tutti quanti sufficientemente maturi per pensare che i giovani sono il nostro futuro e io voglio pensare che tutti abbiano questo spirito, per cui penso che nel dialogo si possano trovare le soluzioni. È stata fatta una manovra immagino con spirito buonista di ogni genere, e poi di fatto abbiamo relegato, parliamo di 3 milioni di persone che sono a casa e diciamo in qualche modo aspettano il lavoro, probabilmente dai navigator, che l'unica cosa che hanno trovato di lavoro è stato il loro, se non poi addirittura far causa penso allo Stato. Cioè, se il centrodestra dovesse vincere, voi portereste una proposta di modifica del reddito o di abolizione, per esempio? No, la modifica, una modifica, perché l'abolizione è sbagliata. Ho detto anche prima, io personalmente sono assolutamente convinto che è necessaria una misura di sostegno alle persone che sono in difficoltà. Lo ripeto ancora una volta, ne parlo con rispetto, la difficoltà bisogna Quindi il discorso sull'assistenza che faceva prima Alessandro Barbano. Dopodiché, mi scusi, mi faccia solo completare un ragionamento, perché purtroppo sono collegato, non riesco a sentire, non riesco a capire bene. Cioè, stavo dicendo che noi dobbiamo renderci conto che i numeri sono scappati di mano. Stiamo parlando di 3 milioni di persone che in qualche modo hanno questo sostegno, che tra l'altro è un sostegno del tutto, tra l'altro, insufficiente per la vita, per cui sono costretti a rifiutare i lavori buoni, perché sennò gli cancellano il reddito, e devono accettare il lavoro nero, perché è una misura che sta incentivando il lavoro nero. E il lavoro nero è esattamente quello che io penso che sia stata una lotta che tutti i sindacati hanno sempre fatto da sempre, e credo che Cesare Damiano per lui sia un faro questo, cioè il lavoro nero che poi si porta dietro l'illegalità, si porta dietro l'abuso, si porta dietro tutto quello, l'insicurezza, eccetera. Mi pare evidente che la riforma vada fatta. Parliamo tra l'altro di soldi tanti, perché sono dagli 8 ai 9 miliardi all'anno, non è ancora chiarissimo a quanto costa questa cosa.
ma i ragazzi che restano vengono messi fuori dal mondo del lavoro per 3 anni, 4 anni, perché uno resta lì finché gliela danno, tanto sa che poi gliela tolgono. Però i ragazzi che la stanno prendendo, questa paghetta, gli dico guardate che è uno scambio politico, vi stanno pagando per dargli il voto. Però nella realtà voi verrete messi fuori dall'abitudine di cercarlo il lavoro, mentre invece cercare il lavoro, anche questa è un'abilità. L'avete detto prima, lo stavo dicendo io, molte persone si stanno licenziando dal lavoro a tempo indeterminato perché la pandemia, perché i nuovi lavori, perché una persona giustamente vuole cercare anche i suoi obiettivi di vita. Allora non è che dobbiamo avere un riferimento ideologico per forza da imporre a tutti gli altri, non è così. Dobbiamo immaginare che il mondo è fluido, vogliamo andare in Europa, prendiamo cosa succede in Europa. L'Italia su questo, per certi versi, è anche un modello. Abbiamo superato un'epidemia insieme, adesso c'è un governo comunque di unità nazionale, io ho votato Draghi fino alla fine. L'ho proposto come Presidente della Repubblica, è una persona assolutamente capace. Adesso siamo alle elezioni, è successo, lo diceva Cesare Damiano, concordo, è inutile che stiamo a vedere chi, come, cosa, perdiamo un sacco di tempo, però non è che non ci sono dei talenti in Italia che possano amministrare il Paese, non dobbiamo aver paura del voto degli italiani, si va a votare e speriamo che resti un clima collaborativo, uno vince, l'altro perde, però entrambi dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni delle persone. Adesso abbiamo il problema. Allora fermiamoci un attimo perché è un problema del lavoro. Va perché bene. se chiudono le fabbriche fra 2 mesi, qui chiudono le fabbriche. Lo stiamo dicendo. Questo è il tema che affronteremo tra un attimo. Chiudono le fabbriche e chiuderanno anche molte piccole aziende se la bolletta energetica continua a rimanere così alta. Dobbiamo fermarci qualche istante e tra poco torniamo per parlare anche di questo. Restate con noi. No, non sono d'accordo in questo, perché insomma l'emergenza è reale e come è stato detto il danno che si produrrebbe nella chiusura delle imprese e nell'impoverimento del paese sarebbe molto più grave. La cosa che secondo me bisogna ricordare alla signora che parlava prima, guardi che non è che perché uno è un operaio deve votare per forza a sinistra, cioè questa è proprio l'idea classista della società. Cioè davvero ancora siete fermi a pregiudizi veramente lontani, che strano, un operaio vota la Meloni, incredibile, ma la democrazia, ma che tipo di idea avete della democrazia? Cioè volete andare in Europa, guardi che la libertà è la libertà delle persone, possono scegliere, probabilmente non fa l'interesse del lavoratore, di capacità di discussione. Ma a me parlate sopra, io non riesco a parlarvi sopra. Mi scuso. Questo qua, che dite di quelle cose che sono incredibili, sembra di tornare agli anni 50. Cioè, incredibile, cioè, un operaio pensa di votare le destre, mettiamo anche il nero della rivista dell'EFT, io farò right, ma è incredibile, non funziona così, non funziona più così. Adesso c'è un'emergenza e va fatta, dove troviamo? Eccola là, copertina nera, left, ma fate la rossa se tanto siete, cioè non lo so. Cosa? Se dobbiamo risolvere un problema, stiamo dicendo che è un problema per tutti, perché non dobbiamo affrontarlo? Dove troviamo le risorse? Intanto vi ho appena parlato di uno spreco gigantesco. Stiamo pagando della gente perché non vada a lavorare. Parlo del reddito di cittadinanza. Guardiamoci in faccia. Non è che possiamo continuare a tirare fuori i discorsi e poi non essere coerenti. Su 9 miliardi che spendiamo, almeno 5 vanno tolti da là. E quelli sarebbero 5 che potrebbero essere restituiti, per esempio, alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, quelli che lavorano. Magari recuperiamo anche i lavoratori che lavorano in nero e si rifiutano del lavoro, non perché gli imprenditori offrono meno, ma perché ti vengono a dire scusi, ma lei mi sta offrendo 300 euro di stipendio e questo gli dice come c'è? Ti sto offrendo 1000 euro? No, perché io 700 li prendo già con reddito di cittadinanza, per cui non mi conviene venire a lavorare, perché ne prendo poi 500 in nero, funziona così. Invece se noi togliamo questo tipo di scuse è evidente che affamiamo le persone disoneste, quelle che fanno impresa imbrogliando gli altri, prendendo lavoratori in nero, e poi sono quelli magari che si fanno male nelle fabbriche, nei posti di lavoro, perché quando tu hai illegalità porta illegalità. Allora perché non parliamo per esempio anche del disagio delle città, della sicurezza delle città? Mi scusi, lei fa tante domande, ma ne faccia una che magari interessa anche sua mamma. Si domandi se c'è la sicurezza nella sua città, magari lei vive a Roma, se c'è la pulizia nella sua città, perché non le viene in mente di fare queste domande che poi sono quelle che riguardano tutti i cittadini? Io rispondo alle sue domande volentieri, però francamente mi sembra kafkiano questo discorso, sempre tutto quanto teorico. Ma l'avete capito? L'ha detto lei che, dico al presentatore, che i commercianti stanno attaccando le bollette un anno prima e un anno dopo. Allora un governo serio, semplicemente serio, non sta a dare i soldi che poi gli italiani pagheranno, taglia le bollette. E l'altra metà la metterà in conto alle società energetiche, gli dice fatevi voi i mutui per finanziare sta roba, poi possiamo fare la tassazione eccetera. Anch'io sono convinto che una tassazione sugli extragettiti vada fatta,
magari non al 100%, perché io non conosco i numeri, non sono nelle stanze del governo, per quello in qualche caso le proposte non sono così dettagliate, perché ho detto più volte, quando una forza politica va al governo, mi faccia solo concludere una frase, la prego, una sola, una soltanto. Sta parlando da 6 minuti, Brugnaro. Quando una forza politica va al governo deve fare una due diligence, cioè prende atto di quelle che sono le realtà e allora viene a sapere anche una serie di informazioni che ovviamente, restando all'opposizione, non essendo al governo, non puoi sapere, e non c'è nessun male, e a quel punto puoi essere dettagliato nelle proposte. Ecco da dove verrà fuori il gettito per risolvere le cose. Però noi abbiamo l'idea che la tassazione in Italia sia troppo alta, che ci sia una destrutturazione proprio della vivibilità delle città. Fatto questo vuol dire recuperare lavoro. Le finisco proprio veramente. Guardi, siamo fuori tempo massimo, Brugnaro. Io l'ho lasciata parlare per quasi 7 minuti, ma dobbiamo fermarci, abbiamo degli obblighi anche noi, le chiedo scusa.